Ciao a tutti cari amici e care amiche che seguite il canale o che sarete finiti in questo video per la prima volta. Allora, oggi devo annunciare una novità per quanto riguarda il mio canale. Oltre alle escursioni, ogni tanto quando troverò proprio qualcosa di assolutamente curioso, farò ancora qualche degustazione, però tenderà un po' a scemare quel capitolo, come farò anche poche reazioni al calcio. E una nuova rubrica che ritengo utile per me in prima persona e per la collettività in generale sarà in raccolta differenziata con Jacopo Tessari. E praticamente ho acquistato su internet questa qua che adesso sembra un fucile o una pistola per lavare l'auto. In realtà è niente po' di meno che una pinza semplice, perché la mia intenzione sarà quella di andare a ripulire un po' le zone rurali qui intorno a casa mia intanto, perché comunque camminando un po' in giro così vedo che la situazione è indecente, perché la gente nel 2024 ancora butta sigarette come minimo per finire a rifiuti vari e propri fuori dal finestrino, anche tra l'altro nella stessa via chiusa dove abitano, quindi pensate voi, cioè neanche di passaggio, proprio fuori casa praticamente, ma lasciamo perdere. Quindi mi armerò di pazienza e buona volontà e con la mia nuova pinza fiammante andrò a caccia di rifiuti e non darò loro tregua. No, vabbè, adesso scherzo, però su un argomento che comunque è serio. E niente, vi mostro brevemente questa pistola. Avete visto l'impugnatura che fa chiudere questi due denti, queste due pinze in testa. Qui ha anche una calamita per gli oggetti metallici e poi anche il LED. Sì, vedete, insomma, una buona luce, una quindicina di euro e non chissà che cifre, però recupereranno chissà quanto materiale da qui ai prossimi mesi. Quindi niente, era da un po' che mi bolliva in testa questa idea, vedendo anche i video di plastic free sui social. E niente, nel mio piccolo cercherò di rendermi utile per l'ambiente, insomma, restituire ad esso una dignità. Quindi prima che l'erba diventi troppo alta, comincerà la caccia al rifiuto. Quindi niente, questo era solo un preambolo di questa piccola svolta nel canale. Spero apprezzerete, insomma, lo sforzo, perlomeno nella mia zona. E niente, spero soprattutto di incoraggiare qualcun altro ad emulare queste gesta, anche se comunque ci sono tanti volontari, brave persone che fanno già questo lavoro anche qua nel paese dove abito io. Quindi niente, sarà solo una mano ulteriore a chi già ha iniziato questo percorso e questa attività. Non si fa buttare le sigarette fuori dal finestrino. Di solito non mi sentite tanto permaloso o comunque incazzoso. Però come si fa a buttare il rifiuto dal finestrino, ragazzi, nel 2024 il risveglio cognitivo. Vabbè, comunque, ecco, questo è quanto. Io vi saluto, un bacio e niente, tante belle cose ai prossimi video.